Salut Lombardia! Signori, finalmente ci siamo. Possiamo entrare nel vivo della discussione politico-ideologica sul lombardesimo addentrandoci nel contesto politico che riguarda l'ideologia siziana e lo facciamo cominciando con un video sul fondamento del lombardesimo stesso, che è l'etnonazionalismo. Di che si tratta? L'etnonazionalismo è il nazionalismo etnico, il pensiero völkisch, cioè etnicista, militante, che riguarda la vera e genuina forma di nazionalismo e dunque di patriottismo, che non ha nulla a che vedere con le soluzioni civiche alla catalana o con i patriottismi di cartapesta all'italiana. L'etnonazionalismo bada al sodo e bada dunque allo zoccolo duro dell'identitarismo, rappresentato dalla sacrale triade di sangue, suolo e spirito. Il lombardesimo si regge su questi pilastri e proprio per tale ragione prende nettamente le distanze dall'italianismo e da tutta quella retorica patriottarda che gronda dal nazionalismo italiano tricolore e che quindi ha poco o nulla meglio a che vedere con la vera realtà identitaria e tradizionalista che riguarda le Lombardie. Il lombardesimo è dunque etnonazionalismo lombardo, proprio perché mira al sodo, all'esaltazione razionale, non estremista o razzista, di quelli che sono i fondamenti identitari delle Lombardie, partendo dal sangue, che è il dato biologico e antropogenetico dell'essere lombardi, e poi passando al suolo, che è la nostra terra natia, a partire dal bacino imbrifero del fiume Po. E poi abbiamo lo spirito, che è la mentalità, l'indole, la cultura o una manifestazione culturale concreta come la lingua, che nasce dalla fusione tra il sangue e il suolo. Ed è naturale, senza lo spirito il sangue rimane un mero fluido biologico e il suolo rimane terra, perché è proprio lo spirito che dà linfa vitale a questi due capisaldi dell'identità, sangue e suolo. Chiariamo subito che l'etnonazionalismo siziano, dunque il lombardesimo, non ha nulla a che vedere con nazismi, fascismi, razzismi, suprematismi, perché ha una sua precisa originalità e soprattutto non pone in essere discriminazioni, violenza, odio e tutto quello che concerne una visione estremistica della politica. È bene precisarlo sgombrando così il campo dai fraintendimenti e da poco proficui equivoci. L'etnonazionalismo, così, è l'ideologia fondamentale a cui fa riferimento il lombardesimo, che ne è la riproposizione cisalpina. L'etnonazionalismo, per l'appunto, riguarda da vicino il lombardesimo che riesce a coniugare mirabilmente l'istanza nazionalista lombarda con quella indipendentista. Citavo il caso catalano poc'anzi, e questo perché il catalanismo è una sorta di nazionalismo civico che mette da parte sangue e suolo per esaltare delle mere componenti culturali, linguistiche o appunto civiche. In realtà l'etnonazionalismo si discosta da tutto questo, così come dalla retorica patriottarda tricolore, perché, come dicevo, bada al sodo e bada alla vera sostanza identitaria che è rappresentata dal connubio tra sangue e suolo. Proprio per questa ragione l'etnonazionalismo presuppone l'indipendentismo, ma non viceversa, come dimostrano gli indipendentismi storici progressisti dell'Europa occidentale. E proprio per questa ragione l'etnonazionalismo presuppone invece l'istanza indipendentista applicata nel nostro caso alle Lombardie. Partendo da questo punto fondamentale possiamo così poi sviluppare un discorso ampio, dettagliato e particolareggiato che fa capire da subito qual è la vera fisionomia identitaria delle Lombardie. L'etnonazionalismo dunque si applica mirabilmente alla nostra realtà ed è l'ideologia basilare, la più importante a cui dobbiamo fare riferimento per poter concretizzare un discorso costruttivo mirato al fulcro del pensiero e dell'azione politica e metapolitica lombardista.
In altri video che proporrò più avanti mi occuperò più nel dettaglio di altri capisaldi identitari del lombardesimo, ma a partire dall'etnonazionalismo era doveroso proprio per dare la giusta chiave di lettura a quanto affronteremo in seguito. Chiaramente l'etnonazionalismo prende le distanze anche dal leghismo e da tutti quegli indipendentismi o secessionismi farseschi che non hanno concluso nulla e che soprattutto non hanno mai basato le proprie rivendicazioni sul sacrosanto identitarismo di sangue, di suolo e di spirito, che sono i capisaldi identitari e che rappresentano appieno il più genuino sentimento patriottico di una popolazione e di una nazione, quale è la Lombardia. Abbiamo già visto nel dettaglio cosa significa Lombardia nel vocabolario siziano e proprio per questa ragione ci ricolleghiamo ai video del lunedì proprio per condurre sugli stessi binari culturali la giustificazione e la legittimazione dell'ideologia lombardista partendo dall'istanza etnonazionalista. È bene dunque tenere sempre ben presente quello che riguarda il lombardesimo a partire dalla sua natura etnonazionalista, che non è nulla di nazistoide o fascistoide o razzistoide, eppure leghistoide, ma rivendica la sua originalità, la sua bontà, genuinità e schiettezza, prendendo le distanze da ogni forma di discriminazione, di violenza e di suprematismo basato sul nulla. Ecco perché la bontà del lombardesimo va affermata e la discussione politico-ideologica è matura per essere affrontata degnamente e si spera in una maniera che possa essere accattivante e coinvolgente anche per coloro che mi guardano. Per il momento, salut Lombardia!